Amici, buongiorno. Oggi siamo alla Medica Portoviro perché per una importantissima e interessantissima iniziativa che è uno screening sulla popolazione per le patologie alla tiroide. Ascoltiamo uno dei professori che vengono appositamente da Pisa per fare questa diagnosi e questo screening e capire magari se è una delle patologie che colpisce in particolar modo il nostro territorio o meno. Feel like a danger when we survive. Medica Portoviro, una interessante iniziativa, screening sulle patologie della tiroide. Sono con il dottor Antonio Matrone dell'Università di Pisa e volevo chiederle innanzitutto l'importanza di questi screening a livello così esteso anche in un territorio particolare come il nostro. Dopo le chiederò anche perché particolare. Allora, dunque, il discorso è questo: la patologia tiroidea è una patologia molto frequente e oggigiorno in particolar modo perché appunto con le campagne di screening si scoprono patologie tiroidee che prima rimanevano silenti. Questo, diciamo, da un lato ci aiuta nella terapia precoce di queste patologie perché riusciamo a diagnosticarle prima, pertanto diagnosticandole prima riusciamo ad impostare una corretta terapia prima. In particolar modo è soprattutto per le patologie di tipo tumorale che stanno vivendo, diciamo, un incremento di incidenza notevole, diciamo, nel corso degli ultimi anni, proprio grazie agli screening ecografici o comunque all'utilizzo rutinario di una metodica come l'ecografia del collo, che mentre prima era una metodica, diciamo, poco utilizzata, dagli anni 90 in poi invece con lo sviluppo di un'ecografia anche, diciamo, a basso costo, una metodica sicura e una metodica alla portata anche dei medici curanti che la utilizzano spesso, riusciamo a diagnosticare patologie che prima, ripeto, non riusciamo a diagnosticare. Questo ci consente di fare una specie, se possiamo dire così, di prevenzione e quindi di aiutare i pazienti a scoprire patologie che prima in realtà si scoprivano solo in fasi avanzate. Ecco, c'è un'incidenza particolare nel nostro territorio. Qualcuno diceva che a causa di qualche insediamento industriale e non solo c'era un'incidenza superiore alla media nazionale. Ma sa, questa è una bella domanda, una domanda a cui è difficile rispondere soprattutto perché ci sarebbe bisogno di studi clinici controllati. È chiaro che quello che è la sensazione di quello che noi abbiamo sul territorio non sempre poi si riflette realmente in quella che è l'incidenza della patologia. Sicuramente in alcuni territori particolari c'è chiaramente lo sversamento dei rifiuti tossici o cose di questo tipo, insomma, che rappresentano degli endocrine disruptors, cioè delle sostanze che possono portare a patologie endocrine ed in particolar modo tiroidee. Se questo poi sia un reale aumento dell'incidenza o semplicemente il fatto, come vi dicevo prima, che le campagne di screening riescono a trovare più frequentemente patologie che prima non si trovavano, questo chiaramente ci vorrebbe degli studi controllati che oggi per tanti motivi non abbiamo.